La deposizione della corona d'alloro alla lapide di fronte allo scalone di Palazzo dei 300, i rintocchi della campana della Torre Civica, infine il sorvolo delle frecce tricolori, le celebrazioni per l'80° anniversario del bombardamento di Treviso, quel tragico venerdì santo del 1944, verranno trasmesse in diretta da Antenna 3 domenica 7 aprile nel corso di prima edizione, in onda a partire dalle 12. Trasmissione per gran parte incentrata sul ricordo, la pioggia di bombe lanciate sulla città dagli aerei alleati, le 1470 vittime civili di quel giorno, una contabilità salita a 1600 con le successive incursioni proseguite fino al marzo del 1945. 123 i bambini che persero la vita, ricordati nel tempietto di Via della Madonnetta a Santa Maria del Rovere. Alle 12:15 una corona d'alloro sarà deposta dalle autorità ai piedi della lapide dedicata alle vittime civili di guerra. Dalle 12:45, in attesa dei rintocchi, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Coletti si alterneranno in letture e musiche. Ad assistervi, tra gli altri, una rappresentanza di alunni di tutti gli istituti comprensivi della città. Dalle 13:05 i rintocchi della campana della Torre Civica scandiranno i 7 lunghissimi, devastanti minuti del bombardamento, quando su Treviso scesero 2000 ordigni. Al termine, alle 13:13, il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori. Momenti di grande intensità per chi quel giorno c'era e per chi è venuto dopo e per chi ha lavorato per restituire alle future generazioni la città di oggi.